e ci teniamo bene stando a battere. Dopo con l'otto e ci porti con su spinner, poi ci porti lo summone, su babbo e monner, poi ci porti per il togliovire tanto. Cusso, un certo cellulare, che mi peta a fianco del suo maestro Lai, e poi non per il cusso, e poi... Se poi con tu o da battere si può dire un cellulare. Spinnas, Vicente Pinnes e Severino Pinna, poi ci fu Vicente Verrai, Ticussus, ma poi ci fu Salvatore Alzano pure fu Sabatteri. Questo fu di Sagrestano pure. Bottega era tanto, Selenco, i vostri vari Selenco, dei Ginao, dove fu la bottega da Neitto Verrai, pago per su de Omo. Poi hanno aperto una bottega, una certa Marongiu, a fianco, in Cuni. Prusa Susu, l'altro cammino Susu, parallelo con questo cammino, dove fu questa bottega dell'Ais, de Sorre, de Mariulai. Pago prusa innanti, a s'incrocio con questa strada di fronte a Creso, dove fu la bottega di Catinedda, Marongiu. Prima bottega in questa zona, prusa innanti invece dopo la piazza Roma, dove fu la bottega Perasso. Babbo era su Maestre Panno, quindi questo dopo la guerra, andando in guerra, un ragazzo del 99, quindi stando in guerra a 17 anni. Su rientra e andavo a imparare i sarti su Mestre Panna a Ierzu, come apprendista, e pagante apprendista stando. Poi intervenni a vita, risposto a fare questo mestiere, e poi ad imparare a Salvatore Lado, che ho avuto parente e Nerauso. Quindi ho fatto questo mestiere, tutta la vita si può andare, vince a 64-65 anni, finché a 65 anni. Poi ho cambiato mestiere, ho fatto beccese, ti cominciando a vendere bottega, a vendere i vestiti già, bello, se pronto, prima non esistevano. Mi toccava a fare i vestiti, non esistevano tra bottega con i vestiti fatti, non esistevano. I vestiti si facevano babbo e mamma pure, brava a confezionare, quindi imparava evidentemente. Ma poi le femmine sono tutte brave a fare i vestiti, si poteva diventare su cippone, sa camisa, sa baratetta, e tutte cose così, quindi capace di su dell'argio, ci hanno usare su dell'argio. La scuola media non si imponeva per andare a cravatta, con una tontesa, avevo fucasi. E quindi a giacchette, a cravattetta. Il babbo era facendo questo mestiere, poi ha dismesso di fare questo mestiere nel metà degli anni 60, e siccome tenia una licenza di commercio, era disposto a fare i botteghieri. E ha seguito vince 80, praticamente vince 83 anni.